يا مدرب، ما مدى أهمية إقامة مباراة كأس السوبر في المملكة العربية السعودية؟ Cominciamo. Vedi, è così, e la domanda in realtà è: ma quanto è importante? Ma ne approfitto, visto che non ci sono nuovi iscritti, perché l'algoritmo mi sta siamo un po' bloccati. Le vostre visualizzazioni ci sono, ma nuovi iscritti non se ne vedono, quindi ne approfitto per mandare un saluto al papà di Francesco, ad Arnaldo, e con lui tutti i tifosi, quelli più esperti, quelli che hanno visto veramente, altro che era De Laurentiis, ne hanno viste di ogni e continuano imperterriti a seguire la squadra col calcio che cambia, con le supercoppe che diventano semifinali e finali, da giocare in Arabia, con domande in arabo, manco le possiamo sentire tradotte in inglese. No, falle in arabo, teniamo la traduzione. E noi non la teniamo la traduzione. Ma che meraviglia! Lasciate un like, non vi preoccupate, anche perché insomma c'è poco da spostarsi. Noi adesso faremo questo, cioè ce la vedremo, ce la vediamo noi, non vi preoccupate. Cliccate sulla campanella, perché alla fine c'è sta poca ricerca. Le domande a Di Lorenzo non ve lo dico nemmeno, insomma. Prima la prima domanda Tancredi che cerca di fare 2 buone partite più 2 stop, e la terza buona partita te ne scordate, abbiamo fatto 5 vittorie consecutive, quella con l'Atalanta non la conti. Vabbè, Di Lorenzo ti spiega, questa è un'altra competizione che vogliamo fare. Poi un'altra domanda bellissima di Pianeta Napoli, mamma mia, che ne dite di buttarla ai rigori? Ha proprio detto buttarla ai rigori, tanto non ci sono i supplementari, che ne pensate? Incredibile. Vabbè, no, perché poi io le voglio le conferenze, ma voi dovete alzarlo il livello. Gestire gli impegni, come si fa a gestire gli impegni? Siamo dei professionisti, gestiamo gli impegni. Pezzi a colori. Io ho sentito veramente chiedere: avete messo le pezzi a colori riguardo agli infortuni? Le pezzi a colori, veramente, in italiano? Fateli in arabo le domande, aiutatemi. Il ruolo, perché poi gli chiedono dove ti senti più a tuo agio. Il ruolo dipende dal mister, io mi metto a disposizione, bla bla bla. 4 aggregati dalla primavera, cosa gli hai detto? Ma che c'è da ridere? Dice no, ma quelli si allenano spesso con noi, fanno parte del gruppo, eccetera eccetera. Poi in arab non ti preoccupare, è la domanda in arab, non lo so che cosa gli ha chiesto, ma tanto poco cambia. Di Lorenzo risponde: bisogna difendere bene per poi attaccare meglio, anche quando gli attaccanti gli attaccanti sono i primi difensori, signori. E vabbè, che quando parlano i giocatori veramente non c'è mai non esce mai, quasi mai niente di interessante. Il Milan è stato una spina nel fianco negli ultimi anni, Conte era il campo, siamo pronti. A Conte chiedono che momento è. Conte ribadisce a questo punto 5 vittorie e poi 2 sconfitte, dobbiamo continuare a lavorare con entusiasmo, sia perché poi quando vinci l'entusiasmo, ma tanto non te lo puoi neanche godere più di tanto, perché c'è poco tempo tra una partita e l'altra, e quando si perde nemmeno puoi rimuginare, devi pensare a quello che si è sbagliato e poi andare avanti senza perderlo quello entusiasmo. Poi gli chiedono: recuperato lo vodka, no? Che è molto importante per lui, ma questo vi porta a cambiare modulo. Signori, allora Conte giustamente dice: lui non era, Lobotka non era un infortunio grave, l'abbiamo perso, ricordiamo, in rifinitura pre-Cagliari, e quindi poi ha recuperato, è entrato già, quindi lo possiamo immaginare titolare. Ma non cambia modulo perché sono 2, oltretutto Arabab e Shabab più Aleseb al-Jadid, perché lui considera, dice, Lobotka e McTominay sono i centrocampisti, Elmas si è adattato ma potrebbe far meglio da qualche altra parte. Tra l'altro, Wagyu, noi abbiamo giocato, da quando abbiamo cambiato modulo, abbiamo fatto l'Atalanta, Lobotka, McTominay a 2 a centrocampo, poi abbiamo fatto con il Karabag la stessa cosa, Lobotka, McTominay, poi con la Roma, Lobotka, McTominay, e poi è arrivato il Cagliari con l'infortunio di Lobotka. Quindi non è che torna Lobotka e si passa a 3 magicamente perché vale per 2, già è così, quindi mi sono svegliato polemico, abbiate bontà, capita. E una cosa interessante, così non dovete ascoltare né i rumor che mi arrivano da una parte né le mie sensazioni. Lukaku immagino avrà pochi minuti, le piace il format. Fa benissimo Conte a dirlo subito, così non dovete ascoltare a me. Lukaku non ha minuti.
chiariamoci su questo punto, perché ce lo portiamo sicuramente, ve l'ho detto ieri, video di ieri che vi siete visti in pochi. Carisma, per la leadership, per la sua presenza nello spogliatoio è importante ed è bene averlo, ma non significa che è recuperato, lo dobbiamo considerare ancora infortunato, anche se viene con la tuta, con i pantaloncini e con le scarpe, è infortunato, pianissimo, dovrà essere un recupero proprio piano, entra magari negli ultimi 5 minuti, sgamba un pochino, poi se ne fa 10, poi se ne fa mezz'ora, però piano, perché voglio il motore, tutta la struttura è pesante e recuperare è come se stesse cominciando da zero, da capo. Adesso che è clinicamente guarito deve ricominciare. Siamo a giugno per lui, siamo a inizio giugno, quindi devono passare, non dico un altri 2 mesi, ma piano piano. Il format è una bella esperienza, dice Conte, è bello pure stare all'estero, il viaggetto eccetera eccetera. Speriamo di prolungare, proprio il contrario di quello che ho sentito da altre parti. Metti la primavera, usciamo subito, così torniamo subito a casa. Speriamo di prolungare il nostro soggiorno qui in modo tale da giocarci anche la finale. La mentalità vincente. Poi vediamo se mette la primavera. Local support, questa domanda gli arriva in inglese, quindi la sappiamo. Sono stati ispirati da te, ti fa piacere anche i tifosi locali eccetera eccetera. E Conte vi ripete, qua Conte non è che sei iscritto al canale, qua Conte, Azzurro Conte, c'è Antonio Celentano, più vai all'estero e più puoi prenderti i tifosi. Certo è che i tifosi poi diventano tuoi tifosi quando ti fai vedere, ma anche quando vinci, perché devi vincere per ottenere poi il favore di tifosi che non sono che non hanno l'identità con Napoli, non sono nati con te e quindi non sono legati a prescindere dai risultati come siamo noi. Quelli là li devi convincere con le vittorie. Poi altra domanda in arab, il Milan grande squadra, risponde Conte, ci vogliamo misurare, ci dobbiamo giocare il trofeo. È bello che si sia parlato di trofeo, non è una partita così, non è nemmeno una finale, anche perché c'è il discorso delle ammonizioni. Voi non avete idea del macello che hanno potuto fare con le ammonizioni, che quelle che valgono le diffide della Serie A, se poi viene ammonito, una roba meravigliosa. E un'altra domanda in arab che credo, e ci siamo confrontati con gli amici sul gruppo Telegram, visto che la risposta è non conoscevo queste percentuali delle vittorie delle mie squadre, ma interessa poco, alla fine le percentuali si possono migliorare o peggiorare, credo che gli abbiano fatto una domanda sulla differenza tra le sue percentuali di vittorie in Europa e in Italia, e che Conte risponda non sapevo queste percentuali, non ci credo neanche se lo vedo. Conte lo sa benissimo quali sono le sue percentuali di vittorie in Italia e all'estero, e questa non lo so se può essere considerata all'estero, perché siamo all'estero, ma è la Supercoppa italiana e i format cambiano, e andiamo a vedere di che partita si può trattare, perché l'abbiamo già affrontato il Milan, però non stavamo con questa formazione qua, e se confermiamo questo modulo abbiamo 2 esempi importanti. Primo esempio, Juventus si è fatto molto bene. La chiave è tutta qua, perché siamo uno in più in difesa, però loro hanno uno in più a centrocampo, quindi c'è sempre questa chiave qua. Beukema che possa andare, qua possiamo aspettarci Rabiot, vediamo se il Milan farà... Ritornerà probabilmente la situazione con Modric, c'è Ricci possibilmente, o Loftus-Cheek, perché Fofana dovrebbe non essere ancora recuperato, potrebbero perdere Gabbia e su Leao non sono ancora sicuri, quindi la chiave è tutta qui. Con la Juve è andato molto bene, Beukema si andava a prendere Thuram si andava a prendere Beukema, e le 2 punte rapide, come le ha chiamate Spalletti, con Seisao e Ildiz, non hanno visto un pallone, almeno nel primo tempo, anche perché la Juve gli serviva male. È come se l'hanno fatto una cosa ma senza saper bene cosa fare, perché poi arrivavano anche lanci lunghi su Seisao, e là è normale che Buongiorno ti mangia in testa. Cosa diversa è il Milan, che è abituatissimo a giocare così anche senza punti di riferimento, quindi se Nkunku e Pulisic, attenzione, perché li devi andare a seguire per il campo, ma se li segui, lo ricordiamo all'andata, se Pulisic sta qua e se ne scappa, poi arriva Saelemaekers dall'altra parte e buonanotte ai sognatori. Quindi sarà una partita molto complicata, e non mi sorprenderebbe se, io credo che noi avremo più il pallino del gioco, ma se Conte
possa cercare di invitare il Milan a scoprirsi un pochino di più senza attaccare all'arma bianca, quindi un po' più di attesa anche noi, proprio per non farci fregare il contropiede, perché quella è la loro arma e potrebbero stare là sedutissimi qua dietro, comodi, e quando attaccano lanciano questi qua in avanti. Questo potrebbe essere Stupignan o Bartesaghi in grande forma, Pavlovic, De Winter dovrebbe andare qui o con Tomori o viceversa, Tomori al centro e De Winter braccetto, e noi dobbiamo decidere cosa fare tra Lang, Højlund, Neres. Potrebbe ritornare Politano qua. Non gliel'hanno chiesto a Conte, ma anche Olivera lo abbiamo salutato. Ciao, lesione, non lo so, botto, polpaccio, insomma roba muscolare al polpaccio. Ciao vabbè, voglio dire, abbiamo recuperato Gutierrez. Io non me lo aspetto subito titolare, ma l'idea di mantenersi Spinazzola in panchina, che lo puoi utilizzare al posto di Lago, lo puoi utilizzare al posto di Lorenzo, lo sappiamo, la duttilità di Spinazzola potrebbe essere la duttilità di Elmas, e quindi te la puoi tenere in panchina. Se Gutierrez sta bene, non mi dispiacerebbe vedere, eccolo qua, non era disponibile, il buon Miguel qui a vedersela e a tenere impegnato Saelemaekers su quella fascia. Sono accoppiamenti abbastanza logici fino a un certo punto. McTominay, Loftus-Cheek, Lobotka si andrà a prendere Modric. Se Modric si abbassa molto diventa un problema, perché poi ti scappa uno dall'altra parte, e quindi non mi fa impazzire l'accoppiamento del nostro 3-4-3, 3-4-2-1 contro un 3-5-2 puro. Abbiamo visto, ti può andare bene Juve, ti può andare male come ti è andato male con l'Udinese, perché anche l'Udinese poi aveva superiorità pazzesca a centrocampo e non siamo andati a prenderle bene. Zaniolo qui ha creato difficoltà a Buongiorno, così come potrebbe essere Pulisic, quindi ci sarà da adattarsi, da fare i primi minuti di studio, capire bene come sono messi in campo, e poi mi sono reso conto che io sarò al lavoro, e quindi anche lì dovrete aspettarvi purtroppo un video a caldo da cellulare, spero di poterla vedere così en passant, senza far vedere che sto facendo, perché poi devo dare l'esempio, io sono il boss in quel caso. Comunque questo è abbastanza di facile lettura, mi ha fatto piacere rivedere le cose, anche perché, anche se non ci sono grandi domande, abbiamo almeno l'opportunità di valutare lo stato di forma anche dei giornalisti, che non solo i giocatori hanno stato di forma, sono più in gamba, sono più brillanti altre volte, anche i giornalisti possono stare in forma magliante o meno. Da New York, Valerio Frudo è tutto, lasciate un like per darmi una mano con mi sicura la maglietta, proprio per dare quella sensazione di smuovere l'algoritmo, oppure il Napoli che deve ricominciare a macinare vittorie, altrimenti non si smuove niente.